tu quando non sopporti una persona, abbiamo iniziato a parlare senza salutare i nostri telespettatori. No, va bene. Ciao telespettatori, ciao a Salutiamoli. tutti, ma guarda quanti sono. Senti che applauso. Mamma mia ragazzi, Non c'è impressionante. applauso, va bene. Saranno almeno 800 le conti almeno. Abbiamo detto dai. che questo è uno studio di registrazione, Le conti non 800. non è un teatro. E non allora, ci sono camera le mia, persone. ti devo dire una cosa. Oggi parleremo di cose puoi evitare simpatiche. di chiamare, Camera no? centrale, sono qui per te, lo sai che sei la camera che amo, ma non posso non salutare dalla camera di Desiree. Ciao camera. Eccoci qua. Hai finito? Bene, sì. Allora, quando una persona non la sopporti, Sì. non ti va a genio, Dai. per te è Antipatica. antipatica. Se tu hai una persona che non è conformista, è Cosa? anticonformista. Anticonformista. E se tu hai una persona che non è pasti, com'è? Pastificio, che ne No, so. Antipasto. Brava! No, ma aspetta, no, aspetta. Come sei? Lascia stare antipasto. Ma che vuol dire una persona che non è pasti? Che è anti? Quella non è simpatica, è antipatica. Non è convenzionale, Ragazzi, è anticonvenzionale. e io gli dico antipasto, Una persona capito che non qual è è? pasti è antipasti. E io gli dico antipasto. Esatto. Vabbè, E allora comunque. stasera ci occuperemo di antipasti, guarda, oggi. Come antipasto, scusa? Antipasti. Vabbè, antipasto, ma quando si mangia, scusa? Cioè, ma a te pare poca roba questa? Sì. Ma no, antipasto generalmente è così, quella cosa, l'happy hour, quella cosa un po' Io dove non si mangia poi niente fondamentalmente. Happy così. hour. No? Happy hour, happy disgrazia, mi è capitata lei, no? Happy hour, happy disgrazia. Comunque, faremo 3 tipi di antipasti, faremo delle polpette di gambero, veramente sono polpette di patata all'interno con il gambero. Buone, Te la immagini una buonissime. cosa del Non me le genere? immagino, ma Non te non la vedo immagini. l'ora. Poi faremo la cheesecake, ce l'hai presente? È il mio dolce preferito, la Salata. cheesecake. Non lo Salata. so, non La lo so. cheesecake Allora, salata. la cheesecake diciamo che comunque è già un dolce che non è... Non è dolce un po' dolce, anche perché si tendente. usa il Esatto, biscotto il formaggio. che è un poco salato, il digestive che si usa Esatto. regolarmente, va bene? Però, Camera va bene. centrale, ma noi faremo una cheesecake salata. Non capito? chiamare le camere. Che Perché bello. no? Perché devi avere il contatto diretto con Ma il perché pubblico. devi essere sempre così? Allora, Non aveva posso dirti torto una mia cosa? madre. Guarda, se tu guardi la telecamera, la guardi in primo piano, praticamente tu entri a casa dei nostri telespettatori. È così. È come se tu entri a casa dei nostri E telespettatori. allora, ma se io ci entro dalla camera, che Ma male c'è? no, ma non devi dire, vabbè. Comunque, Allora, iniziamo con la preparazione della base per la cheesecake salata. Dai, cosa ci stai? serve? Iniziamo con una piccola bowl e la mettiamo qua. Sì. Prendi questo, ti dico che cos'è questo. Questo? Questo. Che cos'è questo? È Prendi. couscous? Non è couscous. E che cos'è? Questo è pane che io ho tostato al forno a pezzetti, Sì. ma non ti avevo detto assaggialo però, poi dice che... No, per capire cos'è. Sì, è Quindi, pane. solo pane. Abbrustolito in Buono. forno, aromatizzato con un po' di sale del prezzemolo Ah, vedi, e aromatizzato. poi macinato. Per questo è così buono. Mi dai un cucchiaio perché dobbiamo fare un'operazione ora. Allora, che Ora dobbiamo mettiamo fare? questo qui, guarda così. Questo è burro fuso Ah, che andiamo a mettere qui. così. chiarificato? No, non l'ho chiarificato. È semplice. Burro Vi fuso. rendete conto che ormai si intende del burro Non chiarificato. chiarificato e non è giusto? E andiamo a fare questa operation. Vedi andiamo che stiamo a mischiare, facendo? quindi- E andiamo a mischiare. Cioè, facciamo praticamente come la base del cheesecake, solo Esatto, che invece uguale. Anziché essere biscotto è pane. del biscotto il pane. Pane abbrustolito in forno, poi macinato e poi con questa aggiunzione di burro. Quindi lo prendiamo- abbrustolisci prima, quando è tutto intero. Certo. Ok. Prendiamo la nostra teglia di forma tegliosa. Ok, quelle e a andiamo cerniera, mettere- quelle per quelle fare la con la cheesecake. cerniera, con la chiusura lampo. E mettiamo tutto qui dentro e cominciamo ad appiattire. Appiattendo noi che cosa andiamo a creare? Creeremo la base per la nostra cheesecake Una salata. base per cheesecake. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, non so se le nostre camere riescono a Vabbè, riprendere. dai, è come la cheesecake, giusto? Lo Dai, stiamo fatto. spiegando, ora ci tira la cheesecake. Non si Poi, fa. quindi, E la va in mettiamo frigo, 2 ore va in frigo, giusto? Sì, deve andare in frigo finché non si
addissallamanta tutta, capito? Finché non si indurisce la Esatto, base. si addissallamanta. A questo punto sai che cosa facciamo? No, che Togliamo facciamo? questo innanzitutto. Sì. Togliamo questo. Mettiamo, guarda, apriamo questo. Alla planetaria, Mi allora. metti per favore la crema spalmabile che può essere di varie marche, Che non dico crema marca. spalmabile è questa? Non lo diciamo perché così non facciamo, Ah, ho capito. non facciamo pubblico. Non devi assaggiare. È quella là. La metti dentro la planetaria, per favore. La metti dentro, metti tutta dentro Tutta? la planetaria. È quella praticamente, Sì, quella famosa. la famosa planetaria. No, la metti crema lì. di formaggio. Sì. Poi guarda che facciamo. L'hai messa tutta? Vuole Sì. la Marisa? Che L'ha ti viene udito? meglio? Sì, ecco la Marisa. L'ha udito? Sì. Ah no, non si chiama più Marisa. Adesso questa si chiama Desiree perché è leccapentola. È la nostra Desiree questa. va Allora, bene? dai. Questo lo posi nel lavandino. Questo lo poso, va No, bene. Poi aggiungiamo qualche cucchiaio di panna nella nostra crema, così. 1, 2, 3, va bene così. E cominciamo a Panna liquida, andare così. avanti. Sì, panna non da cucina, Senti, ma finora panna però così. non è diverso, cioè No, a parte la base è identico, guarda, è giusto? mettiamo un poco di sale, perché è un prodotto salato, abbiamo detto. Ok. Quel tanto che basta. Qui accendiamo questo padellino, ti dirò adesso a che ci serve, e mettiamo quest'altra parte di panna. Ah, la Non metti lì la molto, panna così? sì. La facciamo scaldare un pochino, posala. Mi dai quella gelatina? Ah, questa, la gelatina Sì. non gelatina, Che la colla abbiamo di messo già quella in del acqua. pesce, come si chiama? Colla di pesce, proprio colla di pesce. Strizziamo questa gelatina così. Con la mano. Sì, va strizzata bene. Quindi si mette, questa praticamente è quella dritta dritta e poi la metti nell'acqua e diventa dritta, così, dritta. no? Si chiama anche colla di pesce, lo sapevi? Colla di pesce, E lo sai da dove viene fatta? dal pesce. Dalla colla. Lo sai da dove viene fatta? Dalla colla. E lei c'è caduta. Guarda, Ma tu quanto mi devi so- ancora chiedere scusa. Di che, Gioia? Hai Di detto a che? mio padre che non so cucinare. No, è vero. No. Guarda, Dai, io non voglio qui svelare le Dai. nostre cose di famiglia, dai. giusto? Ma tuo Dai, padre non era è uno di giusto quelli che come dava hai detto. ragione a mia madre. Ma non è vero, mio Sì, padre non ti ha è detto vero. che non la conosceva tua Come non la madre, dai, conoscevo? quando Hanno avuto mai? una relazione. Ma che dici, mio padre, quel santo Che dici? uomo? Sì, Ma non è vero. Vabbè, dice così tanto per dire. Abbiamo sciolto la gelatina, Allora, abbiamo E sciolto la andiamo a gelatina e mettere avevi così. messo. Ah, ok. la aggiungiamo Hai messo alla 2 crema. cucchiai di panna liquida e hai Sì. aggiunto praticamente la la gelatina ben strizzata del e facciamo pesce. riprendere Ok, e facciamo di riprendere. nuovo il giramento così. Visto? Bene. Ora che abbiamo incorporato la gelatin, dobbiamo mettere questo composto Sì. nella Lì nostra- sopra. nel nostro taglietto di qua. Nel Vedi? teietto, sì. Questo lo togliamo. Questo deve stare in forno, in frigo un bel po' di tempo perché deve praticamente Indurire. E a questo punto guarda che andiamo E a a questo fare. punto che andiamo a fare? Togliamo questo, Sì, stacchiamo questo. sì, Con la nostra Marisa scendiamo tutta quella che è rimasta qui. ok. Togliamo il container. Questo lo levi, questo lo levi così non sporchiamo. Ah, leva, bravo. Lo mettiamo qua, questi li metti là, sì. Li metti là, domani. E siccome abbiamo parlato di un prodotto che deve essere un prodotto salato, cominciamo a mettere una parte Questa crema. di questa crema qui Poi che metti? e la andiamo ad allargare così, guarda. Allarghiamo questa crema in this way e il assaggio e da fare via. Nella trasmissione, cara camera mia, c'è una parte che è riferita all'assaggio, ma lei la anticipa, È sapete buona, perché è la buona. anticipa? Perché Ma vuole... no, io con l'audio è diverso. Sì, con l'audio sei tu, certo, se non sei con l'audio non Con ti l'audio. sentono. Guarda, Totino che cosa ha fatto Totino? Ho fatto la Totino ha cheesecake. fatto un trito di prosciutto cotto. Ah,
Ah. capito? E lo andiamo a posizionare così, nel mezzo della cheesecake. Quindi fai a metà, lo fai tipo una sì. farcitura, diciamo. Una cheesecake farcita. E questo lo metti sopra? Sì, però non lo devi toccare perché già tu sto mangiando No, tutto. no, Detto no, in dialetto, voleva aiutarti, no. Se lo sta mangiando Ma no, tutto. l'ho già assaggiato. E lei dice che voleva aiutarmi. Voleva aiutarti a mettere, posso? Ecco, sì, sì, Metto però lo devi già? raccogliere. No, aspetta, dal centro dei partiti. Aspetta, guarda, lo raccolgo tutto, eh. Guarda, sarai orgoglioso di me. Già vedo come Guarda. tiene la Marisa. Guarda che Allora. si stanno levando i peli delle sopracciglia. Aspetta, guarda, la sto praticamente raccogliendo tutto. La metto al centro, giusto? C'è. Esatto. Come vado? Dai. Vuol dire come. Aspetta, c'è 6 kg di crema. Ci No, sono. non ce n'è più, Ma non che ci sono non ci 6 vuole chili. vedere quanta ce n'è? Vabbè. No! Ma tu lo sai quanto costano i prodotti? Ma questa poi l'avrei... Ecco perché. Lei non è che. Perché, Dai, fammi fare a me, dai. Appiattisci, dai. Senza Fammi appiattire a me, senza senza smuovere smuovere il prosciutto. Ecco, questo non devi prosciutto. fare. Non devi tornare mai indietro. E tu non mi fare confondere. Allora, come si dice, io ti insegno che tu mi impari, che io ti sto imparando a insegnarti come non rovinare una cheesecake. T'ho detto. Va bene, Ma si attacca. certo. Non lo faccio io apposta, No. guarda. È che non ci basta, ne hai fatta poca. Lui la vorrebbe far Centrale, è bastare. incredibile. È che non tornare indietro mai. Sto soffrendo, però è giusto che Dammi faccia lei questa, le cose. aspetta. Ecco, sì, sì. No, perché capito, No, poi scrivono, ma che serve, scusa, quella che non fa niente. Vabbè, ma quelli sono Cioè, quelli che hanno gli animali, Che cosa sono io? quelli che coltivano vacche. Che scemo. Ecco, vai. Dai, Vabbè. guarda, veramente. Ora ti insegno un'altra cosa, guarda, metti quella che è rimasta nelle palette giù, così. Anche l'altra, giù, 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 anche l'altra, giù, così. Ora prendi questa e fai così. Vedi che si sta E la appiattendo uniformi. senza bisogno che tu la tocchi! Senza. Ma come tiene? Com'è? Va bene? Com'è venuta? Che c'è? Ah? Perché piange adesso? Scusa, che è successo? Ah? L'aveva torto la mamma. Perché? Dai, ti sto aiutando, anzi, no? E la andiamo a mettere In frigo. nel frigoport. In this way. Così, chiuso. Quanto e abbiamo sta in fatto frigo lei? Ma le sue 3-4 ore le deve 3-4 fare, ore, capito? quindi una di quelle cose che preparate la mattina, il primo Certo, pomeriggio. o a pranzo per la cena. Ed è un antipasto, abbiamo detto, no? Oh yes! Ora prepariamo queste polpette di patate con i gamberi, con i gamberoni. bene, sono curiosa. Allora, nella ricetta ci andrebbero i gamberetti. Ti chiedi perché ho usato i gamberoni? Perché non c'erano. Ormai lo sai, è grande, è meraviglioso. Perché non avevamo trovato i gamberetti. Ma quindi allora, Li vuoi scusa, a pulire casa tu? cosa scelgono? Scelgono i È gamberetti o meglio i gamberoni? gamberetti, no, il gamberone però, dai, il gamberone ti fa venire tutto il prodotto grosso, però va bene lo stesso perché poi è più gustoso. E nel frattempo accendiamo l'olio che deve essere rigorosamente di semi. Ah, ok. Lo sai come sono i semi dell'olio di semi? E tutti i semini, tutti piccolini. Brava. No? Sono i semini piccolini l'olio di semi. Allora, Le vuoi pulire tu i gamberoni? no, che mi sporco le mani. Ah, ecco. Questi fanno Togliamo puzza, la dai. testa. Allora. Vi comunico che questo non va buttato. No, e ve lo neanche conservate questo. nel cassetto di No, casa, là, in cucina. Vabbè, vi potrò dire Non lo cosa buttate. fate. Si fa la bisque di gambero, Ah, fate la bisca. con cui puoi condire qualunque piatto O a il base di fumetto pesce. possono fare anche. Sì, ma io questa volta ne farò una bisque perché ho intenzione anche in una prossima puntata di fare il risotto con la bisque. Guarda come li sto Clandestina? pulendo. Sì. Dai, non le dire queste cose in tv, dai. Che fai? Quelle che giocano a carte? La bisque clandestina. Che c'è? Bisque di gamberi clandestina. Perché i gamberi giocano a carte, vero? Ma che ne so, la bisca. Allora, quindi, Abbiamo pulito, puliamo l'ultima. che ci puliti siamo. questi gamberi. Puliti questi gamberi, non buttate nulla perché non si butta nulla. No, assolutamente. Giusto. Ecco così e voilà. E voilà. Togliamo anche questo piccolo stomachello. Chi non mangiò niente? Poverino. Niente, non mangiò niente. Morto così, ti Ecco, giuro. questo qua togliamo il tutto.
Poi? guarda, mi do una lavata alle mani, così. Senti, fammi quei consigli là, dai. Ora? Dai, sì. E allora, mentre mi asciugo, consigli per le bische. e poi- Le bische per le consigli. Bische Consigli- clandestine, tra Consigli poco. per i No, che consigli, non bische le dire clandestine? queste cose. Ma che mi fai dire le bische? Camera Tu la centrale, bisca di lasciala stare. gamberi. Consigli per i consigli. Siamo Dai, a qui tra a consigliare. poco, torniamo tra poco. Come vedi, l'olio sta bello che cucinando. Bene, allora l'olio si Ho messo un'altra riscalda. padella dove guarda cosa farò facciamo? in questo momento. Un giro Ti faccio d'olio? vedere un E giro che d'olio e andiamo a mettere il macinato di salsiccia. Ah, Cioè, ma che ti senti, serve? Ci servirà. Questa è la terza ricetta? Sì, per i tramezzini. Ok. Faremo dei particolari tramezzini. Lo conosci il tramezzino romano, no? Tramezzino, com'è il tramezzino romano? Boh. Intanto facciamo andare questo. Andiamo a Allora, preparare facciamo i nostri andare quella, gamberoni. dai, spiegami questa... Cos'è questo? Questo è un purè di purè patate. di patate con Un purè di patate prezzemolo. con prezzemolo, il solito condimento, però come vedi se lo prendi è più È serrato. più duro, è più serrato, hai messo la farina? Esatto. Facciamo così, mi dai l'olio? Mm. No, il purè è normale, non c'è latte per esempio, però capito nel purè? Basta? Non c'è l'uovo, non c'è il latte, ma c'è l'uovo. E guarda che facciamo. Facciamo questa forma Non c'è così. il latte ma c'è l'uovo. Yes, facciamo Quindi hai questa fatto forma un po' così. quell'impasto che si Di una fa... polpetta praticamente. Sì. Allora passiamo questo Allora, qua, ah, lo infarini lui. lo infariniamo e lo mettiamo qui, guarda. E andiamo a chiudere, proprio così, guarda. Vedi? Vedi? Ah, e fa una specie di involucro, dai, ne faccio uno. Dai, Sono dai, pronta. ne fa uno! Ne fa uno! Allora, prendo la E polpetta mentre lei lo fa, questa. io lo poggio qua e faccio un'altra cosa. Vedi com'è bello lavorare in compagnia? Lo vedi com'è bello? Ve ne Me lo prendi il accorgete? gambero, me lo metti qua? No, Dai, no, dai, che fa lo puzza. devi prendere e lo devi infarinare, se no... Dai, forse, dai, vai, ora chiudilo come ti ho fatto La coda vedere. sta fuori, no? Sì, la coda deve stare fuori. Questi sono friarelli, i friariello. Vai, guarda che bravo. Glielo vuoi mettere tutto? Secondo me è un poco tanto. No, tranquillo, Secondo va me è un bene, poco fidati. tanto. Non mi fido assolutamente. Guarda, verrà carinissimo. Secondo me è un poco tanto. Allora, qua si è aperto, ne metto un po', no? Esatto, sì, vedi, tipo muratura. Ecco, ora che l'hai fatto, me lo passi? Aspetta, non è ancora finito. Com'è? Bellissimo, Che bellissimo. ci vuoi dire? C'è una comunità questa. Guarda, ci vuoi Gioia, dire? No. Guarda, devi scendere di più, guarda quanto te ne levo ora, vedi? Scendiamo di più. Ecco fatto, bellissimo, ha fatto un lavoro eccezionale. Dai, va bene. Continuiamo giusto con un gli po' di altri. più. Invece ce l'abbiamo E fatto invece, grazie al mio benissimamente. aiuto, Grazie a te. siamo riusciti Solamente a farle. te. Esclusivamente a te. Che sei stata tu. Grazie a te. Esclusivamente a te. E allora abbiamo preparato questo. Adesso, E allora? teoricamente la seconda ricetta è pronta, mentre l'altra si sta prontizzando. Che Ok. sarebbe la cheesecake. La cheesecake in frigo, abbiamo Questo fatto lo una togliamo. cheesecake salata Brava. da rivedere su Sicilia Play assolutamente. Un po' simile alla cheesecake normale, giusto? Solo che Diciamo che il procedimento è uguale. la differenza identico. principale Solo sta che nel fondo. Che sta c'è il nel pane. fondo che io non uso il biscotto e uso del pane. E poi abbiamo messo anche Per dare- un tocco di prosciutto. Esatto, abbiamo messo del prosciutto macinato che è lì e l'abbiamo messo in mezzo. Esatto. E Per cui è una andremo ad cheesecake assaggiare. farcita. Bene, invece quella è la nostra terza ricetta. La terza ricetta, sì. E cominciamo a mettere Allora, questo vabbè. qua, guarda. Così. Quindi la salsiccia sia bella che cotta. Senti che odore di friarelli. Eh sì. Che Sì. poi i friarelli dovrebbero essere, se non vado errato, le cime di rapa. E lei assaggia. Buoni. Iniziamo la preparazione dei tramezzini. Vabbè. Questa è maionese, come vedete, la potete fare in casa, questa è quella, vi giuro, comprata. Quella comprata. Regista, mi metti l'applauso per favore.
Perché? Dai, ha comprato anche lui la maionese. No. Applauso, C'era applauso. qui e Applauso mi hanno regista. detto di... E allora guarda questa e poi qua. Vedi? Sembra una cosa, però è carina sta cosa. Come vedi ho abbondato in una Beh. fetta, ma siccome poi va in tutte e due le fette, poi raccogli e fai così. Tosto e maionese. E questo è uno. Questo lo facciamo tradizionale. Allora, sì. Prosciutto. Mettiamo il prosciutto così, così, Sì. così, come vedi? Abbondiamo un pochino perché tanto abbondantis quanto Dai, abbondante. mettiamo, sì, dai. Così, Generosi. delle porzioni generose. Poi mi dai lo spelucchino adesso? Eccolo. Guardate ragazzi, questa la togliamo, che vergogna, perdonatemi. Guardiamo ragazzi. Questa e andiamo ad aspettare. Questo è semplice, vedi? Mozzarella sottile sottile. Mozzarella che però così. nel tramezzino, come vedi, guarda questa combinazione. Lo vedi che lo metto al centro? Lo vedo, lo vedo. E poi ne metto un pezzo qua. Ah, perché e un poi... pezzo qua. Ah, vedi, si fa così, Guarda si di mette al facciamo centro. Così. In maniera che poi non esce Chiudiamo, tutto di chiudiamo. lato. Mi dai il coltello lungo da taglio? Scusa. Questo. Esatto, brava. Guarda. Togliamo i bordi. Questo lo spostiamo un attimino, guarda, poi si taglia così. Ah. Mi prendi un piatto per favore di quelli rotondi, grandi, grandi, rotondi, grandi, perché se non glielo dico non lo prendo, non lo so prendere, se glielo dico non glielo prendo. Grazie, 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 brava, lei pensa solo a mangiare. Ecco qua. E voilà, Eccolo. guarda. Semplice ma... E ora andiamo a fare, questi li mettiamo qua. Meraviglioso. Andiamo a fare un altro, Sì. lo facciamo con i friarelle e la salsiccia. Dai, fammi vedere questo. Questo lo Salsiccia e metto friarelle. da parte Lo puoi per mettere adesso. di là, poi faremo il piatto. Mi dai un cucchiaio? Certo. Sempre la maionese che è d'obbligo. È d'obbligo. Lo vuoi fare tu? Dai, lo faccio io. Va Dai, bene. maionese che è d'obbligo, questo io te lo Maionese sposto. che è d'obbligo. Sì. Mettiamo questo qua. Un po' troppo forse. Vabbè, poi la gestisci. Esatto, brava. La sei gestita, brava. È brava, guarda, perché io dico, Poi? Che io brava. ci scherzo, ma senza lei in cucina sarebbe molto meglio. Ecco, ora metti qua. Poi? Mi raccomando che il pane abbia la Dai, tu stessa spiegami che io consistenza. Ora, faccio. metti il condimento, Metto il condimento. abbondando sempre verso il centro e poi il lato. Brava. Va E bene? perfetto. Siccome Dai. abbiamo detto che nulla si deve mai e poi mai Buttare. c'è rimasta questa mozzarella E gliela noi mettiamo un andremo po'. Giusto. a mettere questa qua. Guarda dove la metto. E l'ho messa sempre a Centrale, si Centrale. mette sempre centrale. chiudi, così. Giusto? Sì, e andiamo a togliere i bordi. E voilà. Voilà in francese. E tagliamo. Mi dai il piatto Eccolo. e mettiamo così. Che gli vuoi dire qua? E mettiamo. scendiamo niente, poco, ne facciamo e un mettiamo. altro? Sì, ora facciamo il club sandwich. Ah, il club sandwich. Club che sandwich buono, e mamma questo mia, di è qua. un gran classicone il Prendiamo club tre. sandwich. Tu non lo sai che cos'è il club sandwich? No, lo so Cos'è? cos'è. Dimmelo. È quello del club Del club. del sandwich. Brava, hai visto che l'hai indovinato? No, lo so, è quello Sì, che si mette il pollo. Il pollo. L'insalata, il pomodoro, l'uovo. L'insalata, il pomodoro, l'uovo. Ma tu Brava. parli così. Perché tu parli così, Non si è mette vero. il pollo, l'insalata, l'uovo, obedamacci. E questo non è questo. Questo. Questo che lo so. Vedi, una fetta l'abbiamo tostata da ambe tutte e due le parti, Ok. mentre le altre due le andiamo a tostare da ambe una parte sola. Ok. Va bene? Si dice così, no? Da ambe una Perché? parte Perché? sola. Spiegamelo. Ora te lo dico. Molto lo dico. Ok. Dambe una parte sola, così. Questa sarà la fetta centrale. Dai, va bene. Vabbè, perché il club sandwich è su 3 piani. Su 3 piani, lo Capito? sapevo, lo No, sapevo. lo so C'è che lo l'insalata lì per il club sandwich, c'è anche Esatto, l'uovo, bravo, vedi? bravo. Allora, nel frattempo guarda che cosa facciamo. Nel frattempo me lo prendi quell'uovo? Sì. Mi prendi l'uovo e lo andiamo ad affettare.
Perché non si tocca? Perché se lo tocchi ti faccio saltare le dita. Va bene, no, no, no. bene. Non è di mio gradimento l'uovo. Ah, figlia, ah, figlia. Mi ricordo anche che era la cipolla, non era di tuo gradimento. No, neanche la cipolla. No, come infatti ti ricordi i crostini? Va bene, ma poi bisogna vedere come è cucinata, Ah. insomma. Ti ricordi la zuppa che mi abbiamo ricordo. fatto, è vero? Non era Ok. male. No, non era male. E allora, ora che abbiamo tostato questo di qua lievemente, facciamo quel procedimento di prima. Io pensavo che la mia assistente mi togliesse un Allora, poco di maionese. roba, ma- Maionese. Chi è la tua assistente? No, niente. Ah? Si chiama... Lascia stare, non lo voglio dire. Maionese qua. E andiamo a fare la prima condizione. Che la prima condizione è questa. 1, Ok, quindi primo strato uovo. 2. Come vedi, sempre centrale, lo vedi? Un poco qua. Questo non mi piace e lo mettiamo qua. Ok, Questo lo leviamo e lo mettiamo qua. bravo, Questo bravissimo, lo schiacciamo dai. un poco, così e così. È così. E questa è la prima parte. Però l'uovo da solo non lo lasciamo. Non lo lasciamo da solo l'uovo. Non che vuoi lasciamo fare? l'uovo Vuoi da lasciare l'uovo solo? da solo? No, che fa? Scherzi. La mia assistente me le sta levando le cose, che brava. Prendiamo questo poco di ciuffetto di lattughetto, così, e lo andiamo a tagliare bene, 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 così. Lattuga romana questa è, giusto? Brava, brava, tutti sbagliano e sembra che tutti dicono che questa è la nostrana, chissà il romano. Mi faresti una gentilmente? Dai, dipende. Mi ci metteresti gentilmente un pizzico di sale, ma Un po' di proprio sale, un pizzico dai. di Va sale? bene. Ok, perfetto. Poi questo lo andiamo a mettere con dei pomodori così, sempre tagliati in questo modo. E anche questi centrali così. Vedi Daisy? Sì, Lo vedo, stai vedendo, vedo, Daisy? vedo. Daisy, lo vede, Daisy? Sì, lo vedo. Qua così. Un altro pizzichino di sale, Daisy? Ah, bene, quindi adesso nei pomodori, giusto? Esatto. La maionese così. Andiamo a chiudere così. E E un qui ci altro andremo a strato mettere. sopra. Ci andremo a mettere la maionese, Di nuovo. certo, qui sopra. Non ci va il pollo di solito nel club sandwich? Ci puoi mettere quello che vuoi. E noi che mettiamo? Noi stiamo mettendo prosciutto, Ah, lo mozzarella, facciamo col prosciutto, quindi la variante è questa, la il prosciutto. variante. Era variato, e perciò ci abbiamo la variante. Così. E la mozzarella. Taglia, mangia. No, levo questo. No, leva questo, brava. Ok, guarda. Centrale, centrale e centrale. E centrale. E poi un pizzichino ce l'andiamo a portare dietro, qua, in modo che Un non pezzetto scontentiamo nessuno. Ok. Andiamo a prendere il nostro altra parte del sandwich. Sì. E mettiamo la parte cotta, la mettiamo sotto, vedi? Ok, perché? Perché così poi andiamo a tostare di nuovo. Ah, certo, ecco, in maniera Così, che è tutto croccante brava. così, giusto? Sì, brava, così. Mm. Ora abbiamo fatto questo lavoro. Non è sciupio, vi dico quello che si taglia, perché quello che si taglia si mancia. Mi sono spiegato? Il bordino, vabbè, Sì. Anzi, lo metti in un piatto. proviamo. Anzi, lo metti in un piatto. Il bordino? Metti tutto quello che è rimasto in un piatto. Va bene. Che poi lo useremo. Hai visto come lo metto in un piatto? Fai una cosa, Daisy. Devo fare? Fai una cosa, Daisy. Metto a friggere le Sì, polpette? sì. Mettine non più di 3, Daisy. Ce la posso fare secondo te? Sì, mettile ad agio, mi raccomando, con calma, una. Non mi tuffare, guardare, non mi tuffare fare però. emozionare. Daisy, non non tuffare. tuffo, ti giuro, metto così, guarda. Ok, perfetto. Solo 3? Sì, se c'è dentro un'altra ce la metti. L'importante è ecco, non tuffare, li Io far la tuffare. metterei una quarta Li far qua. rivivere i gamberi. La metto una Mettila, quinta mettila, centrale? mettila. Adesso mancheremo per voi per un secondo, noi almeno 3 giorni per togliere Come tutto 3 quello che giorni? c'è, almeno con come sei tu. Ci vediamo dopo. Ecco qua. Hai visto?
Che li servi dire? come antipasti. Puoi fare tipo un Che tris di dire? antipasti Puoi fare un così, tris di antipasti oppure ne così? fai solo di quelli, solo di quelli, solo di Come questo. tu, vi abbiamo spiegato Allora, diverse ricette esatto. di diversi tipi. Cominciamo. Allora, cominciamo. Cominciamo. Cominciamo dal club sandwich, guarda. No, non lo puoi tagliare, lo mordi, taglio? mordi e fuggi, apri, vai. Eh? L'altro è mio. Non posso parlare, Che stai facendo? lo sto compattando. Lo sta combattendo. E lo posso prendere anche io? Non toccare, no. Hanno detto no. Ma tu mi dici sempre hanno detto no, ma chi è che ha detto no? Mm, E di sopra non c'è nessuno. Qui sopra non c'è nessuno. dai piani alti hanno detto no. Lo assaggi il tramezzino? Quale? Guarda, ti faccio una cosa. Facciamo così, facciamo metà all'uno. Guarda, tagliamo. Quello Friarielli è Bravo, Ecco, assaggiamo questo questo io. che deve essere pure particolare. esatto. E questo invece prosciutto e mozzarella. Posso? Posso Desiree? No, ed ho detto no. È buono, vero? Hai letto la mail? Sì. No, no, c'è scritto una mail che c'è scritto non fate Hai assaggiare visto a da chi tutti. era firmata? Da chi era Hai firmata? visto? Valla a guardare. Era firmata Louis Vuitton? No? Firmata Valentino? Ah, Gesù. No. Si piglia questi pensieri. Camera centrale, ma basta, no? Questa deve assaggiare, questa deve assaggiata. Ma Questa, questo merita, questa però. deve assaggiare. Questo è più classico, diciamo. Il classico va assaggiato, dobbiamo dirlo com'era, no? Esatto. Ora Buono. prendiamo questi. Questo magari te lo metto in un piatto, aspetta. Vabbè, poi ci ritorno qua, dai. Sì, poi ce lo prendo. Ecco, questo io ti suggerirei di dargli un morso. Dare un morso. Non lo tagliare, perché senti poi l'interno del gambero con la sua Allora, polpette di gambero abbiamo detto, polpette no? di patate col gambero Si dentro. possono fare anche più piccoline con i Certo, gamberetti, sì. no? Quindi vengono più rotonde, diciamo così. È buona. Ha il suo perché. Certo. È buona. E le ho cucinate io, però... Te la prendi la responsabilità No, no, Gesù di non assaggiarla? Hai visto che è filmata la lettera? Da Gesù. Eh? Cioè, alla fine, cordiali saluti. Gesù. Ciao. La vuoi assaggiare la cheesecake? Che dici? Me lo dai uno spelocchino? Ormai che siamo qua, che dici? Non l'assaggiamo, dai. Aspetta, Dai, devo fai un prendere pezzo. un piccolo attrezzo, così, guarda. Facciamo un pezzettino di cheesecake È salata. proprio bella questa trasmissione, eh? Esatto, sì. Per te. Cioè, è proprio bella, la Per gente te. guarda da casa, dice guarda, Per ma te. veramente, ma come mangi? No! Si vede che ti piace. No! Camera mia, guarda. Hai visto, camera mia? Camera tua. No, guarda, ma l'hai guardata? Ho visto. Non gliene frega niente, sta pensando ancora alle cose. È caduta, ma poi la prendiamo. Aspetta. È buono. Tieni. Allora, Io lo so, io non ne voglio. Io non ne voglio. cioè, quanto è bella? Madame Adoré, oh quanto è bella! Ah, Mamma, solo per te la mia canzone vola! Polpette di gamberoni avvolti nel purè di patate. 6 gamberoni sgusciati, lasciate la codina che fa un po' di estetica, purè di patate senza latte abbastanza ristretto, prezzemolo quanto basta, farina e olio di semi. Cheesecake salata, 600 g di formaggio spalmabile, 250 g di pane abbrustolito in forno, 120 g di burro fuso, 100 g di panna fresca, 6 g di colla di pesce o foglie di gelatina, sale quanto basta, 200 g di prosciutto cotto tritato, prezzemolo quanto basta, granella di pistacchi quanto basta. Tramezzini, 2 fette di pane per tramezzini, 200 g di prosciutto cotto, 2 mozzarelle e maionese quanto basta. Questo è il tramezzino, diciamo, tradizionale. Tramezzino, salsicce e friarelli. 2 fette di pane per tramezzini,
100 g di tritato di salsiccia, 100 g di friarelle o cime di rapa, sono della stessa famiglia ma non sono la stessa cosa, e maionese quanto basta. Club sandwich: 3 fette di pane per tramezzini, un uovo sodo, 2 foglie di lattuga, non iceberg per favore, un pomodoro, una fetta di prosciutto, una mozzarella e maionese quanto basta.